Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine che viene utilizzato in tantissimi contesti con significati differenti. Il termine in questione è fravaglio, che ha anche un femminile che è la fravaglia. Con il termine fravaglio si intende in generale il novellame di alcuni tipi di pesci, come possono essere le triglie o le alici. Tant'è vero che viene utilizzato anche a volte il vezzeggiativo fravagliel, fravaglielle triglie, fravaglielle alice. E da non confondere però con l'appena nato, perché in quel caso i pesci non vengono chiamati più fravagli, ma vengono chiamati cicenielli, perché in quel caso si intende la dimensione che sono praticamente piccoli come un cecio. Con il termine fravaglio abbiamo detto si intende il novellame, ma si intende anche, se uno gioca a carte, l'asso di bastoni, che viene chiamato confidenzialmente fravaglio. Tant'è vero che nella versione di 3-7 in cui si gioca a perdere, non a vincere, l'asso di bastoni è il fravaglio, ovvero il carico che nessuno vuole perché dà 11 punti. Il termine fravaglio ha due origini possibili. La prima la fa derivare dal latino frangere, rompere, ma non ha molto senso. Probabilmente ha più senso la seconda, sempre dall'origine, sempre dal latino, ed è fragare, ovvero essere odoroso, che probabilmente si rifà all'odore del pesce appena pescato, è quell'odore molto caratteristico e molto particolare. Esiste anche una famosissima formula che viene utilizzata per gli scongiuri e che è diventata famosa grazie a alcuni film di Lino Banfi, che è agli e fravaglie fratture che non quaglie, che è una formula propiziatoria e giaculatoria che viene utilizzata per allontanare da sé il malocchio. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio come al solito per l'attenzione e vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano. E come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!